Andiamo via veloce allora. Buona la partita dell'Ale, ottimi 3 punti, quarto posto, tutto bene, il secondo tempo un po' altalenante diciamo così perché era più dalla parte del Cortina, se finiva 3-1 secondo o addirittura 4-1 era forse un risultato più corretto, però un ottimo primo tempo, nettamente più dell'Ale che del Cortina e un ottimo terzo tempo, recuperato lo svantaggio e poi via 3-2, 4-2, una bella partita, un bellissimo derby. Il gazzettino Mirko Mezzacasa mi ha chiesto il migliore in campo dell'Alleghe. Escludiamo sempre da questi ragionamenti, io escludo sempre il portiere perché va bene così. Dovrei dire Fostrom che a me piace sempre, sei andato anche due volte stasera, però dico Carlo Lorenzi. Quasi 3? Sì, bravo. Dico Carlo Lorenzi che secondo me ha giocato una partita impeccabile. Il buon Ciacchi è una certezza e una sicurezza là dietro, vale tranquillamente i migliori degli stranieri. Ha giocato bene queste ultime partite, anche a Bolzano ha quasi fatto un gol, un palo micidiale. Pazzesco. È in forma strepitosa. Pazzesco. No, davvero, la miglior stagione di Carlo penso nelle ultime 5 o 6. No, davvero non posso che concordare con Angelo. Prosegui con l'analisi. Sì, l'analisi è praticamente finita, questa è la partita. È un bel derby, giocato in maniera molto veloce, occasioni da tutte e due le parti. Giocato bene secondo me, è importante anche vedere una squadra che recupera e che ci mette l'anima, questo è bello. La dedica particolare a Luciano, Pattina, Checchini, abbiamo visto anche lo striscione, domani mattina ne parlerò in radio e credo che Alberto e Francesco abbiano giocato con il magone ma sicuramente non con un peso sulle spalle, hanno giocato una buona partita, il ricordo del nonno probabilmente. Certo. Se entrava il gol di Alberto, ha preso il palo alla fine a porta vuota, se entrava quel gol là credo che la dedica era sicura. Sì. E c'è comunque la dedica. L'ho cercato. La dedica c'è comunque. Ma niente, sono contento come tutti quanti all'inizio del secondo tempo, alla fine del secondo tempo siamo tutti un po' impauriti che le cose potessero volgere al peggio perché insomma il secondo tempo non è stato proprio giocato ottimamente. Sarebbe stato bello vedere questa partita qua domenica, averla vista domenica a Bolzano secondo me si meritava di... sì, forse era la finale più giusta, per quello io credo che l'Alleghe meritasse di andare in finale, alla fine purtroppo non è successo. E comunque no, stasera ci siamo divertiti, ottimi 3 punti, adesso bisogna resistere al quarto posto, sarà dura perché bisogna battere sicuramente Asiago e poi vedere che si castrino un po' di risultati giusti sostanzialmente. Speriamo bene, ci si può arrivare insomma. Grazie signore. Ciao. Ciao. Ciao.